Tragedia sfiorata sulla statale 131. Ieri sera, sull'altopiano di Campeda, un automobilista ha investito 8 cinghiali che hanno attraversato la carreggiata all'improvviso. Una scena da brividi in uno dei tratti più pericolosi della Sardegna. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se queste situazioni sulla statale 131 ti preoccupano anche solo un po', metti un like e iscriviti. Qui parliamo proprio dei pericoli reali sulle nostre strade in Sardegna. L'incidente è avvenuto al chilometro 167 della statale 131, in direzione Sassari, proprio mentre iniziava la prima nevicata della stagione. L'automobilista a bordo di una station wagon non ha avuto scampo. Il branco ha invaso la strada in un attimo. Nonostante l'impatto violentissimo, il conducente è rimasto fortunatamente illeso. Ma qui nasce la domanda fondamentale. Com'è possibile che un branco intero arrivi fin sulla carreggiata principale della strada? Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Macomer, che hanno chiuso la viabilità per rimuovere il veicolo e le 8 carcasse sparse per metri. E qui arriva il vero problema. Quel tratto della statale 131 è completamente privo di recinzioni. Gli animali possono invadere liberamente la strada, e questo non è un caso isolato, è un pericolo costante, denunciato più volte negli ultimi tempi. Il rischio aumenta con pioggia, buio o neve, proprio come ieri sera a Campeda. Questo incidente poteva trasformarsi in una tragedia. La sicurezza sulla statale 131 torna al centro del dibattito e finché mancheranno barriere adeguate, ogni automobilista sarà esposto allo stesso rischio. Dimmi la tua. Secondo te la 131 va messa in sicurezza con urgenza? Se pensi che servano barriere subito, lascia un like e iscriviti per non perderti altre notizie sulla nostra isola. Grazie davvero per aver seguito questa notizia. Ti saluto e ci vediamo alla prossima storia dell'Isola Informa.